Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo martedì 12 dicembre, ieri era appunto lunedì 11 dicembre ed era la giornata internazionale delle montagne, che dire, è una ricorrenza che trovo quanto mai doverosa. Beh, questo video è una breve clip così per dire due parole come mia opinione riguardo a questa ricorrenza. Giornata mondiale che ritengo quanto mai doverosa per omaggiare appunto le montagne, che ritengo, a mio modesto parere, una cura psicologica, fisica, un bagaglio culturale, un bagaglio di esperienze di vita, un, un luogo dove si può ritrovare se stessi, riflettendo con il proprio io interiore. Diciamo che la ritengo un po' una palestra di vita fisica, ma soprattutto psicologica, e ritrovo nella mia persona che abbia contribuito ad accelerare incredibilmente un processo di maturazione, di consapevolezza del mio io interiore. Poi comunque ha contribuito ad aumentare appunto il mio curriculum montano, che nel senso vedere tanti bei posti nuovi, fare incontri con animali selvatici, condividere dei bei momenti in compagnia o da solo, paesaggi fantastici. E quindi, che dire, penso sia quantomeno il minimo che noi dobbiamo a lei, il fatto di dedicare una giornata all'anno per celebrare appunto questa giornata di... Vabbè, insomma, ecco, faccio un po' fatica a trovare le parole adatte in questo momento, però contento di aver festeggiato la giornata della montagna, continuando a modificare un video che vedrete tra poco nel canale. E niente, se volete dire due parole sotto per quanto riguarda la vostra esperienza con la montagna e se appunto trovate giusto o no celebrare questa giornata internazionale appunto per le nostre montagne. E niente, appunto si chiude questo brevissimo video, tanto per ricordare questa cosa. E noi ci rivediamo tra qualche giorno per una nuova escursione emozionante.